Ormai tutto pronto per la terza corsa, una condizionata per femmine di 3 anni, sono ben 12 al via. Una Spirinetta Oil, Massimo Chiarini, 2 Alba Lunare, Antonio Greppi, 3 Alice Pis, Maurizio Cheli, 4 Arapaci Spax, Davide Cangiano, 5 Amante dei Sogni, Marco Stefani, 6 Alicante, Giorgio Cassani. In seconda fila 7 Engi, Antonio Barbaro, 8 Arriva Mamma, Luca Farolfi, 9 Almaral, Roberto Vecchione, 10 Allur, Andrea Baveresi, 11 Afrodite OP, Andrea Esposito, 12 Achille Aget, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Buono lo schieramento. Stacco della macchina, veloci, Alice Pis e Alicante. E Alicante che prende il comando. Numero 2 Alba Lunare squalificato. L'errore di Alba Lunare, che era una delle più attese. Tanto Alicante ha preso il comando nonostante il 6 davanti ad Alice Pis. Poi vediamo in terza posizione Aspirinetta Oil a precedere Engi, mentre Achille Aget con Vincenzo Piscoglio ha preso gran lancio con il 12 e ora va ai fianco dei primi. Alicante sta per arrivare al paletto dei 400 metri e li passa in 31. Al suo attacco è Achille Aget davanti ad Alice Pis, poi Aspirinetta Oil davanti a Enge e via via tutte le altre. Intanto arriviamo al paletto dei 600 metri in 46,8. Sempre affiancati Alicante e Achille Aget. Numero 5 Amante dei Sogni Errore squalificato. anche Diamante dei Sogni, sempre seconda alla corda Alice Pis, avanza al largo ora Arapaci Spax con Davide Cangiano. Intanto la frazione qui davanti alle tribune in 15,6, viene fuori un primo giro in 1,2,4, sempre in vantaggio la figlia di Daghera Pid con Achille Aget che ora perde qualche battuta, viene esposta in terza ruota Arapaci Spax, Spirinetta Oil sempre terza alla corda, il chilometro va via in 1,18,2, sempre in vantaggio Alicante. Numero 11 Afrodite OP squalificato. Poi Aspirinetta Oil, Arapaci Spax al largo, prova l'avanzata anche Almaral, siamo a 400 metri dalla conclusione con Alicante ancora in vantaggio davanti ad Alice Pis, poi Arapaci Spax che avanza trascinandosi Almaral, Spirinetta Oil spostata all'esterno in anticipo, poi ha guadagnato una posizione lungo la corda Engi, ancora tutto da giocare a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,6, retta d'arrivo, cerca lo stacco Alicante, si butta di dentro Alice Pis, poi a largo di tutti Aspirinetta Oil, ultimi 50 metri, Alicante in vantaggio, Alice Pis ci prova, poi Aspirinetta Oil e sul palo Alicante viene a vincere su Alice Pis e Aspirinetta Oil. 1,17,8 la prima vittoria in carriera per Alicante, la figlia di Daghera Pid per l'allevamento Folli. Guida e training di Giorgio Cassani che ha preso il comando col 6, poi si è difesa con le unghie in retta d'arrivo dall'attacco interno di Alice Pis ed esterno di Aspirinetta Oil. La quota di Alicante 10,04.